La sua è una storia che parte da un dolore, come si fa a catalizzare il dolore e renderlo qualcosa di positivo? Io avevo due scelte nella mia vita. La prima era quella di buttarmi nel fiume con mio figlio, l'altra era quella di provare a rialzarmi. La mia storia si intitola Un padre salvato dal figlio. È successo qualcosa di straordinario dopo un sogno, lo racconterò nella mia storia, nel quale raccoglievo mio figlio dalle acque e sentivo dentro di me un'energia indescrivibile, come se lui, Emanuele, fosse entrato dentro di me. Avevo chiaro cosa dovevo fare, dedicare la mia vita ai giovani, finalmente indirizzare la mia energia nella direzione giusta, perché credo che l'unico modo per vincere i sensi di colpa, il dolore, tutto quello che ti può succedere è quello di aprirci agli altri, cercare di salvare altre vite, perché io dico sempre noi possiamo battere anche quella bastarda della morte se salveremo anche una sola vita. Ho tenuto più di 970 incontri in 3 anni e mezzo dopo la morte di Emanuele e ogni volta che abbraccio un ragazzo è come se abbracciassi lui ed è meraviglioso. A volte mi dicono mi hai salvato la vita, qualcuno mi dice mi hai cambiato la vita. L'altro ieri ero a Milano, un ragazzo di 18 anni mi ha avvicinato, è scoppiato in un pianto dirotto, dice io mi faccio le canne, ho cominciato a fare roba più pesante, ma tu aiutami, mi dice io voglio trovare un sogno perché non ho più sogni. Io li chiamo i piccoli miracoli di Emanuele, di mio figlio. Ecco, parte tutto anche da questo nome che ha dato alla fondazione, che ricorda un gesto molto drammatico, se vogliamo, poi alla luce della storia, però anche molto, molto bello. Sì, si chiama la fondazione Ema Pesciolino Rosso, che ha anche una pagina Facebook, abbiamo quasi 300.000 like e il tutto nasce da una storia, un episodio vissuto tra me e mio figlio Emanuele nel 2003, lui aveva 6 anni. Insieme avevamo liberato un piccolo pesciolino rosso che era nel nostro stagno e stava morendo in quella caldissima estate. Io gli avevo suggerito questa cosa, l'abbiamo lanciato nel fiume vicino a casa e il pesciolino sembrava prendere nuova vita, ero felicissimo. Ma un'anatra è partita dall'altra parte del fiume e si è mangiata il pesciolino rosso e mio figlio urlava parolacce alla papera, poi si girava verso di me che ridevo, mi dava i pugni, figurati un bambino di 6 anni. Ma la cosa drammatica è che dopo 10 anni, nel 2013, il 24 novembre, Emanuele si buttava nello stesso identico punto del suo pesciolino dopo aver preso una droga sintetica, è andato a una festa con alcuni amici maggiorenni, lui aveva 16 anni, questi ragazzi gli hanno fatto provare delle droghe, ha sbagliato lui evidentemente, ma arrivando a casa prima è andato a fare un giro al fiume con l'amico e si è buttato, perdendo la vita. Secondo lei la fragilità che imputiamo spesso ai giovani è solo di questa generazione o anche prima? È un periodo molto delicato. Credo che questa cosa accada da millenni, tuttavia c'è una differenza oggi, che i tempi sono cambiati. I nostri giovani hanno sollecitazioni pazzesche ogni giorno dal telefonino alle televisioni, sono molto più stimolati e quindi i vecchi sistemi educativi non valgono più. Cioè, se torniamo indietro tanti anni fa c'era il sistema educativo dello scappellotto e tutti erano d'accordo, prete, genitori, professori. Oggi sono cambiati i tempi, credo che dobbiamo imparare ad ascoltare di più i nostri giovani e se una volta dovevamo inquadrarli tutti uguali, farli diventare perché devono andare nelle fabbriche, nella catena di montaggio, oggi faranno i robot questi lavori e quindi dico ai ragazzi cercate dentro di voi la creatività, essere unici e noi anche i genitori, i professori devono tirare fuori l'unicità da ogni giovane, non farli diventare esseri dozzinali che non troveranno mai se stessi, devono cercare i propri sogni. Qual è la cosa più dirompente che ha fatto negli ultimi mesi? Ero andato a un incontro che non era previsto, una preside mi ha detto passa da noi, ero verso il sud Italia, ho fatto un incontro con 600 ragazzi, è stato bellissimo e poi arrivo a casa e mi arriva una lettera, una ragazza mi dice questa è la lettera che avevo scritto a mia mamma perché volevo suicidarmi ieri, ma ci avevo pensato, ho detto lo farò stasera, una lettera meravigliosa dove diceva che lei non capiva questo mondo, amava i genitori e mi dice tu mi hai cambiato la vita, non lo farò più.